Giovedì 14 novembre 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda la violenza sulle donne in provincia di Belluno, ben 160 casi nel 2024, denunce verbali ora potranno essere raccolte anche a domicilio. Sora Optimist ha donato all'Arma 2 valigie con PC e camera per le indagini. L'allarme dei carabinieri nel bellunese: in un anno in media un'audizione protetta ogni 2 giorni. Un'audizione protetta ogni 2 giorni, una storia di violenza raccontata all'apposito nucleo dei carabinieri. Sono 160 quelle raccolte in un anno nella stanza tutta per sé allestita al comando provinciale dei carabinieri, e si devono aggiungere quelle della stanza della compagnia di Feltre per avere un quadro delle donne che hanno subito violenze di genere. L'approfondimento di Cristina Contento lo troveremo da pagina 18 a pagina 19. MIG, Mostra internazionale del gelato, in fiera stavolta il gelato sarà solo artigianale. L'approfondimento a firma di Dalmassa, pagina 27. L'appuntamento è nel fine settimana prossimo dal 23 al 25 di novembre. Nelle cronache del Corriere delle Alpi: protestano anche le province, sindaci contro la manovra del governo, basta tagli. I sindaci bellunesi si ribellano alla legge di bilancio che congela la spesa corrente e limita il turnover. L'approfondimento di Dalanese a pagina 17. Belluno Stadio, la pista di atletica sarà intitolata a Giovanni Viel. La pista di atletica del Polisportivo di Belluno sarà intitolata a Giovanni Viel, voce storica dello sport bellunese. L'approfondimento a pagina 20. E la foto di copertina è dedicata a un'iniziativa rivolta ai giovani, iniziativa dei Dem bellunesi. Invitiamo i giovani al cinema per far conoscere loro una storia importante. Berlinguer, film gratis per gli under 30. Per chi a meno di 30 anni il biglietto lo offre il Partito Democratico. Elio Germano, di spalle davanti a una folla oceanica e a bandiere rosse, è l'immagine di locandina del film. L'approfondimento a pagina 22. Curling, Italia agli europei con la novità Zisa. L'approfondimento di De Michiel a pagina 34. Il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 450 giorni alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Questi dunque i richiami in prima pagina, sulla prima pagina del Corriere delle Alpi dedicati alla provincia di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è come quella che abbiamo trovato sull'edizione del Corriere delle Alpi: violenza sulle donne, 240 casi all'anno. In questo caso la cifra è differente. Nelle stanze protette di Belluno e Feltre si presenta quasi una vittima al giorno. Ora i carabinieri hanno 2 kit portatili. L'approfondimento di Federica Fanta, pagina 2. E sempre dal capoluogo: l'Arma sventata una quarantina di tentativi, truffe agli anziani da finti parenti. L'approfondimento a pagina 3. Belluno, i volontari per pulire le fontane. L'articolo a firma di Federica Fanta a pagina 5. E ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: i soldi del risarcimento a un progetto sulle Stambecchi. Il caso riguarda Franco De Bon, sindaco del comune di San Vito, già consigliere della provincia di Belluno. L'approfondimento di Marsiglia a pagina 13. Cortina, bonus casa per affitto e utenze nell'integrativo della casa di riposo. L'approfondimento di Dibona a pagina 13. Ancora tagli alle unioni montane, sono da ridisegnare, sono 9 e potrebbero scendere a 5-6, evitare le sovrapposizioni. L'approfondimento sempre di Federica Fant a pagina 4. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio alla MIG che torna ad aprire al pubblico. Tuteleremo il gelato naturale. L'approfondimento a pagina 11. Sport, il veterano azzurro dello Skeleton Mattia Gaspari pronto al debutto in Coppa del Mondo. L'approfondimento di Dibona a pagina 14. L'iniziativa Spider-Man supereroi di solidarietà al Pala Lambioi, notizia che ci porta nel capoluogo velonese e della quale troveremo spazio a pagina 15. E ancora a pagina 11 Soccorso Alpino. Il Soccorso Alpino fa 70 anni, grande festa con gli studenti. Addentriamoci quindi a pagina 2 di questa edizione del quotidiano bellunese. Sicurezza e prevenzione, violenza alle donne in un anno, 240 casi nel mirino dell'Arma, effettuate 160 audizioni nella stanza protetta del capoluogo, oltre 80 a Feltre. I dati in occasione della donazione ai carabinieri di kit con PC e videocamera. Sono state consegnate ieri mattina ai rappresentanti dell'Arma al comando provinciale dei carabinieri 2 valigette con un kit portatile composto da un personal computer e un sistema di videoregistrazione per la raccolta delle denunce delle donne vittime di violenza. Un impegno, quello del club bellunese di Sora Optimist International d'Italia,
che si aggiunge alla donazione delle risorse per istituire 2 aule protette dove accogliere e ascoltare le donne vittime di violenza, incoraggiarle a rivolgersi alle forze dell'ordine nei casi di violenza e abusi e sostenerle nel delicato momento della denuncia. Il comandante provinciale dell'Arma di Belluno, Enrico Pigozzo, ha spiegato che sono state 160 le audizioni nell'ultimo anno, a cui si sommano altre 80 alla compagnia di Feltre, per un totale di 240 casi esaminati, un numero che attesta l'importanza che questi luoghi assumono, stanze in cui i carabinieri possono ascoltare le vittime della violenza di genere in un contesto che mette a proprio agio, nonostante le difficoltà oggettive, le protagoniste delle singole vicende. Il sarà ottimista da anni in prima fila per sostenere l'azione dei carabinieri. Troverete tutte le iniziative di questa storica associazione che dedica appunto la propria missione alla figura femminile, in questo caso la sezione della provincia di Belluno. Ma sempre per fatti di cronaca, truffe agli anziani, occhio ai finti parenti. I carabinieri, avvertiti dalle vittime, hanno sventato 40 potenziali reati. Persone fragili e facilmente influenzabili sono le prede preferite dai delinquenti. Chiamano al telefono spacciandosi per militari, avvocati, tecnici di aziende che forniscono servizi pubblici. Trucco telefonico, l'ultima frontiera, sul display la chiamata da una caserma. L'approfondimento a pagina 3. Andiamo invece a pagina 4, rivoluzione delle unioni montane. La provincia convoca il tavolo per riorganizzare gli enti, previste fusioni anche per far fronte alla carenza di personale. Dalle 9 attuali si potrebbe scendere a 5, eliminando doppioni. Calzavara, l'assessore regionale, svolgeranno un ruolo di governo più incisivo. Un approfondimento in questa pagina è dedicato anche al meteo. Ottobre bagnato, il 2024 è il secondo anno più piovoso degli ultimi 40. Le temperature medie registrate sono risultate di circa 2 gradi superiori alla norma. Un'iniziativa di volontariato che ci porta nel capoluogo. Fontane pulite grazie a Nadia e Giuseppe. Il comune non ha personale per la manutenzione ordinaria ed è costretto a dover contare sui pochi cittadini volenterosi. Sono gli angeli silenziosi che lavorano per la comunità. Non possiamo che esprimere loro tutta la nostra gratitudine. E vediamo Nadia De Cole e Giuseppe Savaris, i volontari specializzati nel ripulire le fontane senza usare sostanze aggressive. Il grazie veramente per quello che fanno per tenere alto il decoro del capoluogo bellunese. Un secolo vissuto tra tante fatiche. Cominciò a lavorare a soli 10 anni. Gino Bortot di Visome ha tagliato il traguardo attorniato dalla famiglia. Il traguardo del secolo di vita. Tanti auguri anche da Radio ABM. Spostiamoci adesso a Feltre, Pradel Moro, all'orizzonte i cannoni, ma serve il freddo. L'Enals, che gestisce l'anello di fondo, pronta ad avviare l'innevamento. È un fatto di cronaca invece finito in modo tragico. Siamo a Seren del Grappa, ferma il camion e muore folgorato da un infarto, un malore fatale. Poco dopo aver parcheggiato il camion è morto per infarto il 57enne Nicola Tranquillini. L'uomo è stato ritrovato privo di vita a bordo del mezzo pesante che è riuscito a parcheggiare a bordo strada vicino a Ponte Oltra, nel comune di Lamon. Doveva essere una giornata come tante, quella di ieri, per Nicola Tranquillini, da anni apprezzato dipendente della ditta Garbine di Fonzaso. Come ogni mattina si era alzato e si era recato al lavoro, era un bravo meccanico e solitamente si occupava di sistemare i mezzi pesanti della ditta. Ieri però la sua mansione era quella di raggiungere Lamone ed è proprio lungo il tragitto che Nicola ha accusato un malore. L'uomo si è accorto che qualcosa non andava ed ha accostato il mezzo pesante a bordo strada lungo la provinciale 19 all'altezza di Ponte Oltra. Proprio lì, a bordo strada, seduto al posto di guida del camion, Nicola Tranquillini è stato trovato privo di vita. Era un uomo riservato, originario di Fonzaso, si era da tempo trasferito a vivere nella frazione di Rasai nel comune di Seren del Grappa. Sposato con 2 figli, era un grande lavoratore di carattere schivo e riservato. Non faceva parte di associazioni di volontariato né del suo paese di origine né in quello di adozione. In pochi lo conoscono nelle 2 comunità, ma tutti si stringono alla famiglia per questa improvvisa perdita. Feltre, ambasciatori del Castello, 300 studenti pronti. E continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno. I 70 anni del soccorso alpino in festa. A Pradel Moro arriva l'elicottero, tutto pronto per il 28 novembre. I volontari della stazione incontreranno i ragazzi delle scuole. Nell'occasione saranno premiate le classi che hanno partecipato al concorso sulla sicurezza. Fonzaso, eroi che combatterono il nazifascismo, nomi e storie raccolti in un volume. E continuiamo con pagina 13, a Gordino, chiesa gremita per l'addio a Gigia con una poesia e una canzone. Ieri i funerali di Annalisa Zasso, la maestra elementare morta per le gravissime ustioni riportate in un
incidente domestico. Una poesia, una preghiera anche per te, Gigia. La chiesa arcidiaconale di Agordo ieri era gremita per l'ultimo commosso saluto ad Annalisa Zasso, la 50enne maestra elementare deceduta venerdì scorso all'ospedale di Verona a seguito delle ustioni riportate in un drammatico incidente domestico avvenuto nella sua abitazione ad Agordo 2 giorni prima. Erano in tante le colleghe maestre ed educatrici delle scuole di Falcade, Belluno, Zoldo, San Tommaso, Livinallongo, Alleghe e altri luoghi dove la maestra ha insegnato nei lunghi anni di professione a migliaia di giovani scolari con spirito appassionato e grande empatia. Ma c'erano anche i compagni di scuola della figlia Giulia assieme ai suoi insegnanti per abbracciarla e farle sentire la loro vicinanza assieme a tanti parenti e amici che si sono stretti al dolore della mamma Odilia, delle sorelle Rosalie con Paolo e i figli Alessandro e Andrea, Silvia con Valentina e l'ex marito Agostino. Longarone all'Amiga solo gelato naturale e riapertura al pubblico, spazio ai produttori di eccellenza, banditi invece additivi, coloranti, aromi, conservanti e basi liquidi. Siamo a Cortina, casa di riposo, svolta nell'integrativo, accordo sindacati azienda ai 60 dipendenti del centro Maioni, 300.000 euro in welfare in 2 anni, spicca il bonus per l'affitto. Per la CISL, una delle firme più importanti in provincia, l'amministratore Pompanini Di Mai, più qualità nei servizi. Pieve di Cadore, lavori e polvere, Manusci non ci sta, ma ringrazio la protezione civile. Questa è la dichiarazione della sindaca del comune di Pieve di Cadore. E ancora San Vito di Cadore. Insulti per il piano caccia, donna chiede scusa e risarcisce. 75enne della Valbelluna versa 400 euro al fondo per risanare Stambecchi. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. La prima notizia riferita al territorio bellunese è a pagina 17, la rivolta dei comuni con i nuovi tagli, a rischio molti servizi. I nostri cittadini chiedono risposte ai loro bisogni, non grandi investimenti. Anche i presidenti delle province venete chiedono al governo il turnover al 100%. Aumenti dei prezzi e accantonamento bloccato 3 milioni nel bilancio comunale del prossimo anno. Questa è la dichiarazione del vice sindaco e assessore al bilancio del comune di Belluno. Tutte le riflessioni di diversi sindaci del capoluogo bellunese le troverete a pagina 17 del Corriere delle Alpi. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'approfondimento in merito alla difesa delle donne. In un anno 160 storie di violenza, la stanza protetta aiuta le vittime. L'impegno dei carabinieri non si ferma, il fenomeno esiste, è necessario un cambiamento culturale. Spostiamoci adesso a pagina 20, la pista dello stadio sarà intitolata a Viel, l'atletica leggera Il Mondo chiamava. Palazzo Rosso ha avviato l'iter, si attende la risposta della prefettura. La figlia ringrazia il comune, tante persone lo hanno apprezzato. E continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 28, One Sight al Bembo, i medici della vista a disposizione di chi è in difficoltà. Iniziativa iniziata la 10 giorni bellunese della Fondazione di Essero Luxottica. Diamo una mano a chi non può permettersi di entrare in un negozio. Visite gratuite in caso di problemi, occhiali in regalo o esami in ospedale. Continuiamo con pagina 22, gratis al cinema per scoprire Berlinguer, il PD invita all'Italia gli under 30 bellunesi. Da oggi la pellicola Coneglio Germano nei panni del leader comunista. Sangalli, la nostra sala, è luogo di formazione, sala in questo caso che riguarda il Cinema Italia. Vogliamo incentivare la partecipazione alla vita pubblica, l'esempio e la storia del segretario del PC saranno uno stimolo. Questa è la dichiarazione di Alessandro Del Bianco, segretario provinciale del Partito Democratico. Feltre, macello sempre chiuso, la struttura va riaperta. Mattia Cossalter, la scorsa amministrazione aveva investito $500,000, centrodestra accusato di immobilismo, nessuna novità dopo quasi 2 anni. Notizia di spalle e viabilità, prima della strada regionale 348, priorità ad Agordina e Val di Zoldo. E continuiamo con pagina 24, infarto fatale, muore camionista della GG Garbine. Nicola Tranquillini aveva 58 anni, storico dipendente dell'azienda Fonzasina, era in via Torta per scaricare del materiale. Notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. 2 fatti di cronaca giudiziaria, sempre in questa pagina, 7 ville, braccialetto elettronico e allontanato da casa, un marito va a giudizio. Feltre, maltrattamenti, patteggia 2 anni ed evita una condanna più pesante.
Pagina 25, il record di bisnonna Marisa. Elia è il 18° nipote. La 94enne ha potuto stringere fra le braccia l'ultimo arrivato in famiglia, nato nei giorni scorsi. Alla festa di compleanno per i 90 anni, in pieno periodo Covid, ha salutato i parenti dal terrazzo, come si può vedere da questo scatto. Tanti auguri a nonna Marisa. Negli anni 50 ha gestito una merceria, troppi regali da fare, niente buste natalizie. Siamo a pagina 26, Trichiana e Limana, 2 cortometraggi delle medie al Festival Giffoni e Marano. Dopo aver vinto un bando per l'acquisto dei materiali, i ragazzi hanno lavorato con dei professionisti. Longarone, la nuova amiga cambia rotta e sceglie il gelato naturale. Nell'edizione di quest'anno non sono ammessi semi lavorati gli additivi e per la prima volta nella storia la mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni. E sempre a proposito di MIG, negli stand 134 espositori anche da 18 paesi stranieri, l'inaugurazione con Zaia, presidente della regione Veneto. Si parte sabato 23 alle 10, ma il taglio del nastro sarà nel pomeriggio. Non mancheranno concorsi e masterclass. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'ultimo saluto a Gigia. La comunità di Agordo si stringe per Annalisa. Le frasi della Mannoia per l'ultimo saluto. Ieri si è svolto il funerale dell'insegnante morta a causa di un incendio. Tra i parenti, oltre alla famiglia, tantissime persone vicine alla donna. Val di Zoldo, la regola grande di Mareson in assemblea straordinaria e ancora lavori al Mas de Sabe. 4 proprietari rifiutano di aderire. L'amarezza di Esther Angelini, quell'edificio merita di essere restaurato e utilizzato. Siamo in Val di Zoldo. Cortina, sociale, bonus affitto, buoni acquisto e premi, il nuovo integrativo della Maioni, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo invece in Comelico Superiore con pagina 30, nasce la sezione primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi. Il nuovo servizio per l'infanzia è stato inaugurato presso le scuole di Candide. Il vice sindaco Bramezza: era uno dei nostri obiettivi per aiutare le famiglie. Calalzo, famiglie e giovani, bilancio positivo per gli eventi ludici. Perarolo, le pellicole cinematografiche per raccontare la stazione. Giorno e notte a Teatro Buzzati, arriva la Formula 3. Feltre 20 vuole rendere il bellunese sempre più attrattivo, decisi a portare sul territorio la storia della musica italiana. Continuiamo con la rubrica Cultura e Società, il monito dell'arte sull'acqua. In Basilica Palladiana dal 6 dicembre, nuova edizione di 3 capolavori a Vicenza, Leonardo, Jacopo da Bassano e Gazzola a confronto su un tema molto attuale. E adesso passiamo allo sport, pagina 34, curling Finlandia, Italia all'assalto degli europei, è Zisa la novità al maschile. Da sabato alla rassegna continentale, Costantini e Company cercano una medaglia, il cortinese è stato convocato come alternate nella squadra di Retornaz. Hockey Alps League, alle 20.30 all'Olimpico, siamo a Cortina attende il Merano, Lacedelli, lavorato duro durante la pausa azzurra. Menardi, mirino puntato sui mondiali, peccato che il parabob non sia ai giochi, il cortinese è pronto per il debutto negli Stati Uniti, spero proprio di poter partecipare alle Olimpiadi del 2030. Pallavolo Serie 3, un supereroe all'Ambioi per la partita di Belluno, parliamo di Mattia Villardita e lo guardiamo in questo scatto, Spider-Man. Calcio di Serie D, Dolomiti, scatta l'emergenza sul terreno del Caravaggio. Lo stop di Tardivo è meno grave del previsto e potrebbe risolversi in 15 giorni, ma sul campo della quarta in classifica mancheranno anche De Paoli e Parlato. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo sereno o al più poco nuvoloso con varie nebbie sulle zone pianeggianti e in alcuni valli durante le ore più fredde. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Bellun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.